Presidente. L'altro problema è la moneta elettronica, quella che un po' fa sfuggire dal nostro controllo tutto l'andamento del budget, no? Però ci possono essere anche delle truffe con l'utilizzo. Un attimo solo un messaggio, ma per l'energia elettrica e gas ci saranno ancora aumenti? Cosa vuole? Rispondiamo subito a questo, ci buttiamo a bomba e poi riprendiamo. Allora, purtroppo l'abbiamo notato, no, che qualche aumento c'è stato, soprattutto per il gas, e quindi non è da escludere che da qui all'avvicinarsi dell'anno tarmico, che è ottobre in sostanza, ci siano nuovamente degli aumenti, anche se adesso, devo dire la verità, siamo molto distanti dai prezzi all'ingrosso che il gas aveva circa un anno fa. Però ci sono stati aumenti con aprile? Ci sono stati aumenti, lì sono dinamiche di mercato. 22,4%. Assolutamente, infatti, e chiaramente quello è l'aumento stabilito da ARARA per il mercato tutelato, cioè per i consumatori che hanno dei contratti in essere con delle condizioni economiche disciplinati dall'autorità, e anche lì è un aumento come dire, stimato in proiezione di un aumento del gas all'ingrosso, ma noi ci aspettiamo che all'inizio o all'appropriarsi dell'anno tarmico ci siano nuovamente degli aumenti, soprattutto nel settore del gas, tenendo conto però... Quindi prepararsi da questo punto di vista, quando si diceva accantonare, risparmiare un pochettino perché ne arriva un'altra... Allora, speriamo che non sia una stangata come abbiamo vissuto l'anno tarmico scorso, che si è concluso insomma qualche mese fa, però chiaramente capite che in un scenario internazionale di questo tipo è difficile fare delle valutazioni anticipate, quindi avere qualcosa a disposizione va sempre bene. C'è anche da dire che il ricorso ad approvvigionamento alternativo rispetto al gas russo sta avendo un buon risultato, e quindi magari quella indisponibilità che abbiamo un po' pagato tutti lo scorso anno non la troveremo, speriamo di non trovarla ad ottobre, novembre insomma di quest'anno. E attenzione, però, quello che volevo dire era questo: attenzione, perché nel 2024 verrà abolito, e pare che proprio qui non ci siano più proroghe, quindi sia la deadline, come dicono in taluni contesti, cioè il termine ultimo dell'abolizione del mercato tutelato, cioè proprio quel mercato dove le condizioni economiche e normative della fornitura sono poste dall'autorità, e ci ritroveremo tutti in un mercato libero, sostanzialmente indicizzato al punto di scambio virtuale, che è il prezzo sostanzialmente, possiamo dire così, all'ingrosso del gas, o al PUN, che è il prezzo unico nazionale per quanto riguarda l'energia elettrica. Quindi abituiamoci già da adesso a verificare che valori hanno questi due parametri, e soprattutto, se vogliamo cambiare per uscire anticipatamente dal mercato tutelato con una scelta consapevole, magari consultando anche il trova offerte dell'autorità, e quale è lo spread che viene applicato, perché la logica del mercato libero è proprio quella: indice PSV PUN più uno spread, come avviene per i mutui sostanzialmente. Quindi più controllare lo spread è basso e meno pagherò. Però attenzione, anche qui purtroppo bisogna tenere gli occhi aperti, perché non sono solo questi gli indici di costo della materia prima. Sappiamo che in bolletta noi paghiamo anche più della metà del costo totale della fornitura per gli oneri, per le tasse, per la distribuzione e quant'altro, però attenzione che le compagnie possono applicare anche i cosiddetti costi fissi, che in bolletta non si vedono perché sono caricati sul costo della materia prima. Quindi nella scheda sintetica e economica, nel contratto, diciamo così, della fornitura, possiamo andare a verificare quali sono questi costi, perché noi abbiamo visto proprio in questi giorni che ci sono fornitori, compagnie che applicano anche dei costi importanti di 100-120 euro all'anno per fornitura. Quindi capite che in questo caso posso magari avere uno spread bassissimo,
però dall'altro lato ho un costo fisso molto alto che mi va magari ad annullare quello che era il risparmio che io pensavo di avere in bolletta. Purtroppo anche da questo punto di vista devo dire che l'autorità dovrebbe intervenire con una regola che obblighi i fornitori a inserire in bolletta questo costo, in modo tale che uno sa che certo, cosa altrimenti come fa a saperlo, come se ne accorge solo quando paga. Vabbè. Allora, quindi attenzione anche a questo. Altro messaggio, poi passiamo al discorso dei bancomat, vediamo un attimo se parte il messaggio. Non lo vedo, no, non lo vedo. Allora, moneta elettronica, bancomat, carte di credito è un vantaggio, però ci sono sì, come dicevamo prima, attenzione alla moneta elettronica, perché sicuramente è uno strumento importante, è uno strumento utile che possiamo utilizzare per pagare dovunque, soprattutto insomma se non vogliamo portarci con noi del contante, però è anche vero che tramite la moneta elettronica si fa un po' più fatica a capire, a percepire qual è l'entità della spesa. Diciamo che non passano tra le nostre dita le banconote o le monete, ma è semplicemente una carta che si appoggia sul lettore del bancomat. È vero che poi posso andare a verificare, tenere sotto controllo le spese perché ho l'estratto conto, l'elenco dei movimenti, però diciamo questa incapacità di percepire così nell'immediato quante banconote escono dal mio portafoglio può creare delle difficoltà. E poi attenzione alla clonazione dei bancomat, delle carte di credito, comunque le truffe, diciamo così, che il settore bancario oggigiorno ci porta alla nostra attenzione frequentemente, perché i casi di sottrazione illegittima di importi anche tramite purtroppo l'accesso illegittimo alla nostra home banking, e a volte che vede noi attori o coattori di questa truffa, perché ci chiedono i codici e noi magari così innocentemente li diamo perché pensiamo di avere dall'altra parte del telefono l'operatore effettivamente della banca o essere sul sito della banca, invece ci dilapidano i nostri conto correnti, ci prosciugano le nostre carte di credito. Quindi molta attenzione, perché in questo periodo storico purtroppo sono tantissime le segnalazioni e i casi che stiamo seguendo di questo tipo. È vero che li risolviamo, è vero che troviamo anche delle concrete soddisfazioni di rimborso per il consumatore, però se stiamo accorti sin dall'inizio evitiamo disagi per tutti. Certo. A proposito poi di truffe, raggiri, non consegnare, rifacciamoci alle bollette, l'energia, non consegnare a nessuno la propria bolletta. Assolutamente che no. Vengono a casa, ti chiedono, mi faccia vedere la bolletta e La bolletta è un documento riservato, perché all'interno della bolletta ci sono delle indicazioni, delle informazioni tipo il POD, il PDR, che vanno a identificare il punto di riconsegna della fornitura, che sono sufficienti insieme ai dati anagrafici e quant'altro per far cambiare contratto. E noi abbiamo visto che proprio una tecnica di pratica commerciale scorretta è quella di farsi dare la bolletta per poi far cambiare fornitore. La bolletta la posso dare, però la devo dare a un soggetto che conosco, che so essere referenziato e serio e che naturalmente mi può portare un beneficio. Non la posso dare ai primi che suonano alla porta di casa o che mi chiamano al telefono. Assolutamente. A proposito di bollette, bisogna controllare, qui fa parte sempre del vostro decalogo energia, controllare i consumi, verificarli, perché poi soprattutto chi magari ha l'addebito in banca non sempre va a controllare quanto è l'andamento dei consumi, dove ci sono delle falle, no, di sistema. Certo, è fondamentale tenere sotto controllo i propri consumi e leggere le bollette che arrivino in formato digitale o in formato cartaceo. Abituiamoci ad aprire l'email o la busta e andare a verificare intanto che le letture siano sempre effettive, con i contatori elettronici dovrebbero esserlo sempre, e poi verificare anche i dati anagrafici, l'importo della spesa e magari chiedere delucidazioni anche a noi associazioni se necessario circa quella bolletta, quella fornitura, ma non mettiamole subito nel cassetto o addirittura cancelliamo l'email se ci arriva via posta elettronica. Non farlo, quindi assolutamente. Valgono ancora i famosi 10 anni.
Beh no, può essere meno 5 anni per le bollette, però diciamo che oggigiorno soprattutto con il formato elettronico le possiamo sempre conservare, quindi è una buona norma. È vero che poi ci sono altri sistemi per chiedere duplicati, però se ce li abbiamo noi a disposizione diciamo che è un bel vantaggio. Poi 2 note per i contratti conclusi a distanza, stiamo parlando qua sempre di energetici, c'è la possibilità tranquillamente di annullarli, giusto? Assolutamente sì, se io mi accorgo di aver fatto una leggerezza, di aver detto un sì di troppo o al telefono, una firma di troppo a casa mia, posso mandare una comunicazione di recesso entro 14 giorni dalla conferma scritta dell'attivazione del contratto e quindi sciogliere gli effetti naturalmente di quel rapporto o magari tornare al vecchio fornitore. Se passano i 14 giorni, comunque nel settore dell'energia e del gas, se non ci sono prestazioni accessorie all'interno del contratto che ci vincono per un periodo particolare, possiamo scegliere il fornitore nuovo quando vogliamo, con i tempi che riteniamo più opportuni, quindi abbiamo le mani libere. Perfetto, siamo in chiusura, il tempo è volato, avremmo avuto altre voci da valutare insieme, da considerare, perché sono tante le attenzioni da porre. Comunque, in buona sintesi, se ci sono perplessità, se ci sono dubbi, cosa c'è da fare? Venite in Adiconsum, chiamateci, contattateci, andate sul nostro sito che è adiconsumveneto.it, ci sono i nostri sportelli, l'elenco dei nostri sportelli su tutto il territorio veneto, il nostro numero di telefono, approfittatene perché noi siamo qui per voi. Perfetto, grazie dottor Cecchinato, grazie Presidente di essere stato qui con noi, grazie a voi di aver partecipato, di averci seguito, ricordatevi poi di rivedere, se volete, se vi interessa, la puntata in replica nel nostro sito. Buon proseguimento, alla prossima!